Dopo mesi di dibattito e polemiche, la Giunta regionale del Veneto ha rivisto le regole di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica a 40.000 le famiglie interessate in tutto il Veneto. Tra le modifiche apportate alla legge di riforma 39 del 2017, l'introduzione del concetto canone di permanenza, già approvato dal Consiglio regionale. In parole povere, per gli inquilini ai quali è stato assegnato l'alloggio popolare prima della riforma di 2 anni fa, il tetto ISEE per conservare il diritto all'abitazione popolare sale a 35.000 euro. 26.000 euro invece per gli assegnatari degli ultimi 2 anni. Anziani over 65 e nuclei familiari con un disabile o con una persona non autosufficiente conservano il diritto all'alloggio anche nel caso in cui superino la soglia dei 35.000. Un intervento migliorativo che poi è stato anche portato, aggiustato rispetto anche agli ultra 65 anni, proprio perché la fotografia ci ha permesso di capire che la maggior parte delle persone sono persone anziane che hanno anche messo via qualcosa da parte per la casa di riposo o comunque per essere assistiti a domicilio e quant'altro. Nel frattempo è stato trasmesso alla commissione competente del Consiglio regionale il provvedimento con cui si vuole rivedere l'algoritmo delle assegnazioni e dei canoni secondo i principi di gradualità e personalizzazione. Modifiche promosse dal Comune di Treviso che accanto ai comuni capoluogo di provincia aveva posto la questione degli alloggi per i più anziani. Credo che la nuova legge che sta nascendo è una legge molto equilibrata che tiene conto delle esigenze di tutti, quindi credo che sia un grande risultato, un passo in avanti per migliorare e regolamentare nel migliore dei modi queste assegnazioni degli alloggi popolari, ma si tiene anche conto delle esigenze soprattutto delle persone più anziane e di coloro che ormai da 30-40 anni vivono negli alloggi ATER.